Nel marzo 2010 l'apocalisse giudiziaria dei carabinieri con gli arresti di 8 presunti fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza dell'allora numero 1 di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falzone da Campobello di Licata. Oggi l'apocalisse della direzione investigativa antimafia di Agrigento sotto forma di sequestro e confisca del patrimonio mafioso per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Nel mirino gli affari del capomafia, nel frattempo catturato a Marsiglia nel giugno 2012. Destinatari sono Giovanni Marina, imprenditore di 47 anni di Canicattì, detenuto perché condannato per trasferimento fraudolento di valori. Giuseppe Capizzi, 45 anni di Ribera, detenuto considerato uomo d'onore ed elemento di spicco della locale famiglia mafiosa, arrestato nell'ambito dell'operazione Scaccomatto. E ancora Ferdinando Bonanno, 73 anni di Regalbuto, provincia di Enna, imprenditore deceduto lo scorso marzo. Tra i beni sequestrati e confiscati ci sono un'impresa individuale con sede a Campobello di Licata destinata alla coltivazione di cereali e all'allevamento di animali, all'interno della quale sono stati sequestrati 347 capi, tra cui bovini, suini, ovini e caprini, 13 fabbricati ed un terreno agricolo sempre a Campobello di Licata. E ancora quote sociali per 15.495 euro della LAES SRL, un'autovettura, un'impresa individuale con sede a Ribera per l'attività di colture miste viticole, olivicole e frutticole e 2 terreni in provincia di Agrigento, nonché il saldo attivo di un conto corrente acceso all'istituto di credito di Ribera. E ancora partecipazione azionaria corrispondente al 6% del capitale sociale di Ferdinando Bonanno nella società Eurospin Sicilia SPA, operante nel settore della grande distribuzione alimentare con sede a Catania e punti di vendita in diverse province della Sicilia. Le quote societarie dei figli di Bonanno in una società con sede a Paternò per il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, una ditta individuale riconducibile alla moglie di Bonanno sempre con sede a Paternò per il commercio di casalinghe, cristallerie e vasellame e infine il saldo attivo di 27 rapporti bancari intestati al Bonanno e a componenti del suo nucleo familiare.